perché? Io sono il più istintivo. Vabbè, perché io sono ballerino e No, lei lo sa. appunto, Anche ballerino. Tanti anni di danza, di ballo. Sì, quando scappava dietro i carabinieri. Mi sono distratto perché in sala poi ci sono sempre la simpatia e la gentilezza degli addetti ai lavori qui del Boffi, il birrificio delle officine ferroviarie, che ha un buon 50% di presenze femminili che sono di una gentilezza, e quindi stavo adesso ringraziandole, sono stato preso di soprassalto mentre ringraziavo. E visto che siamo ospiti cerchiamo di essere gentili. E noi lo siamo sempre, lo siamo anche col pubblico. Vogliamo spiegare perché noi ci colleghiamo sempre qualche ora prima dell'appuntamento, Mao, di Roba Forte? Ma giusto per avere comunque un gerundio dalla nostra parte, perché si tratta di un aspettando. Ecco, allora bravo. Per dare così quella che può essere già un abbrivio, dare la stura a quello che sarà il programma vero e proprio, che avverrà proprio questa sera, siamo tra qualche ora. Intorno alle 10, intorno alle 22. Esatto. A noi piacerebbe molto cominciare magari ad annunciare quelle che sono le rubriche, quelle che sono le varie cose. Ma lei non è bello. Non è bello. Io non è bello. Non l'ho mai fatto. Adesso si è messo d'accordo con lei che non è bello. Ma no, io trovo che non sia bello. Perché deve essere una sorpresa. Bravo, toglie la sorpresa. Viene per il gusto della suspense. Anche la suspense, non sa che porcheria trova, capito? Ecco, sa diciamo, già qual è il menù. Tu vai al ristorante, non sempre sai qual è il menù. Esatto, è vero. Si sceglie. Poi solo che qui non si sceglie. Pasqua anche adesso, quindi diciamo. E qui noi facciamo a prezzo fisso, è un menù che non puoi scegliere, te lo becchi, se ti siedi, puoi sempre alzarti, però di solito non succede mai perché è gente piena di spirito, gente che comprende qual è lo spirito di questo programma, che è un programma che aggrega, ma è anche un programma che diverte. Soprattutto. Diverte, che tiene compagnia, perché è come se siamo una famiglia che si tiene compagnia. Esatto. Adesso sì, ho capito, non è che siamo un focolare, no, però potremmo almeno dire la nostra consuetudine è annunciare almeno quello che è l'ospite. Ecco, allora Mao, lei per incuriosire il nostro pubblico vuole gettarmi, come dire, la primiera, gettarmi giù una primiera, un sette bello, qualcosa, sì. No, per usare un termine del gioco delle carte che io non conosco, che sono più vicino agli scacchi. I dadi. Ecco, allora lei mi ha lanciato una primiera, allora io almeno l'ospite Mao. La primiera. Almeno l'ospite, ecco, se la veda lei. Ecco, almeno l'ospite io, perché non ti piaceva il significato di primiera? Fa punto la primiera. Bellissimo. Comunque, anche Settebello fa punto. Anche Settebello fa punto. È come dire, come si chiama l'altro gioco delle carte? Non la scopa, l'altro. La briscola, mi lancia la briscola, diciamo una briscola un po' più. Comunque, per essere in tema di carte, questa sera non avrebbe un mago. No, ecco, non avremo un mago, però ci stiamo lavorando sopra. Al mago è difficile. È difficile. Perché il mago poi adesso comincia a lavorare. Allora cosa abbiamo? Tutti ospiti che non lavorano in questo periodo. È chiaro. Ecco. È chiaro. No, dipende dal calendario. L'ospite di questa sera siamo fortunati perché è libero di calendario. Era libero, era appena tornato da una session di registrazioni, è stato reduce anche da Sanremo perché è stato tra i protagonisti del Dopo Festival. Abbiamo un ospite sostanzioso, un ospitone, bravo, abbiamo un ospitone, ma noi ormai abbiamo abituato il nostro pubblico a degli ospiti eccezionali. Certo. Ne abbiamo avuto di tutte le carature, sempre interessanti, che venivano a portarci qui sempre la loro simpatia, la loro cortesia e un'offerta niente male. E allora questa sera togliamo il velo, sveliamo, ecco, via. Ecco, abbiamo come ospite Cato, Cato senatore, Gianluca Cato senatore, nostro, oltre a essere un nostro carissimo amico, un musicista, ecco, uomini di spettacolo, di spettacolo sicuramente. Qua non si scherza. Qui non si scherza. Ecco, su queste cose non si scherza. Ecco, allora quando diciamo uomini di spettacolo è una garanzia. Una garanzia. Parleremo con lui, intratterremo il pubblico e ne faremo delle belle. Chissà che anche lui come uomo di spettacolo poi non segua, diciamo, quello che è stato il suo percorso, diciamo, è inverso, cioè da uomo di spettacolo a uomo politico, chissà che poi... guarda, non è semplice, Mao. No, anche perché di solito, ripeto, lei lo sa. Lo so perché sto incontrando fatica, però io sono sempre in attesa
in attesa di una chiamata di Mattarella. Ma prima o poi arriva. Ecco, è vero, io me l'aspetto in questi giorni perché potrebbe essere il Jolly per lei, fare diciamo. il governo. perché è giusto che sia possa essere io chiamato e contemplato per provare una squadra di governo. Sì. Addirittura. Perché no? Lei si sente pronto? no? Io mi sento pronto, Ma ho voi? gli uomini giusti, alle urne sono stato votato. Sì, Da chi? non molto diciamo. Va bene, quando abbiamo avuto di voti? 13. Vabbè, non è male buttare via 13. Cosa fa col È una giro? buona percentuale Ma del smetti, paese. erano tutti parenti, cosa vuoi? Va bene, allora qui c'è anche tanta invidiosia, quindi io non voglio neanche stare sempre a menare il can per l'aia. Ecco. Sì, Ecco, allora io Ciurlare in mezzo. ciurlare nel manico oppure menare il torrone, come si dice, vabbè. Comunque lei ha Comunque fatto tutta una serie diciamo di locuzioni certo, popolari. popolare. Ecco, quello che io voglio ribadire e confermare questa sera alle ore 21:30 circa al Boffi, il birrificio dell'officina ferroviaria a Corso Sommeliere 12, noi vi aspettiamo, ma vi aspettiamo ancora prima perché qui si mangia e beve molto bene e quindi venite, vi rifocillate, bevete dell'ottima birra, scendete giù e potrete assistere allo spettacolo di roba forte, Certo. ecco, che vi terrà compagnia per una bella ora e mezza abbondanza. Quasi fa mezzanotte. Va bene, Ma va bene, iniziate le feste. Adesso c'è l'ora legale, le giornate sono più voglia di lunghe, uscire, infatti. ci sono, Fa meno freddo. sono vicine alle feste, il ponte, Già, e il quindi, ponte, il ponte noi lo primavera, facciamo che tutti i nella giorni sente. noi il ponte. noi ne abbiamo fatti di ponti, appunto è andata una laurea in ingegneria a forza di fare ponte. Comunque, ecco, dopo mi avete fatto fare anche una battuta stupida. Non avete voleva, voluto- lei non Noi voleva. gliel'abbiamo fatto fare. va bene, vi Lei non aspetto. voleva. L'ha fatta lei, dottore. aspettiamo. No, dicevo che poi è la prima puntata di primavera questa, no? Certo. Ci può darsi che ci Lei sanguini la il sente, naso, lei la sente la prima. Io la primavera la sento, poi gli spiego come. No, è la seconda puntata di primavera. Ah no, infatti mi sono sbagliato. È la seconda, Vede che lo perché io già la prima ero un po' farfallino. La prima era il Questo 22 è di proprio primavera. La seconda sono farfallone, infatti addirittura stavo guardando Olivato con un certo apprezzamento, perché in primavera, sai, si risvegliano tutti i sensi. Sì, Si mischia tutto. Si mischia tutto, ma sì. meno male. Attenzione. Va bene, allora invitiamo il nostro pubblico questa sera qua. Mao, vogliamo lasciarle con un cadone? Sì, cosa cadone? vuole fare? Ma non so, lasci un cadone. C'è un cadone. Questa canzone romantica. Ma potrebbe essere magari, perché io so che lei ci tiene sempre molto. È una a questo. canzone che attira. Lost Christmas, I gave him my heart. The very next day, you gave it away. This year, saving frontiers, I give it someone special. Lost the Christmas, gave him my heart, but the very next day, you gave it away. This year, saving frontiers, I give it someone special. I give it someone special. I give it someone special. Speciale serata per voi, vi aspettiamo al Boffi. Ciao, a presto, non mancate.